Ciao a tutti e buone feste! Quest'oggi vi presento una nuova ricetta, è una tipica ricetta veronese molto antica, si tratta della pastissata del cavallo, ossia della carne di cavallo in umido, dello spezzatino quindi. Utilizziamo infatti carne di cavallo e non di puledro, perché questa ricetta tra l'altro richiede una cottura molto lunga, parliamo delle 3 alle 4 ore a fuoco molto lento. Gli ingredienti che andremo a utilizzare sono la carne appunto di cavallo, sedana, carote e cipolla per fare la base, l'alloro, poi utilizzeremo delle spezie che sono la noce moscata e i chiodi di garofano, il sale e l'olio d'oliva, un po' di burro e in particolare andremo a utilizzare un vino veronese che si tratta della Valpolicella in questo caso e col quale poi andremo proprio a cuocere la nostra carne. Servirà anche un pochino di farina per infarinare appunto la carne prima di fare la cottura vera e propria. Infariniamo un attimino la carne prima di metterla in padella. Allora, ora che la padella si è scaldata, mettiamo un po' di burro e dell'olio d'oliva. E questo sarà la base per fare il soffritto con il sedano, carota e la cipolla che io ho precedentemente tritato per velocizzare un attimino. Se vi piace utilizzare solo la cipolla potete anche fare così senza utilizzare la carota e il sedano. Allora, il tempo che si sciolga un attimino e poi procediamo. Ok, adesso mettiamo la verdura e tra qualche minuto aggiungiamo la carne. Ora aggiungiamo la carne, la farina in eccesso la lasciamo nel piatto. E la insaporiamo bene. Aspettiamo qualche minuto. Ora sono passati alcuni minuti e la carne si è un po' insaporita. Allora, prima di abbassare il fuoco e di lasciare appunto in ebollizione, mettiamo qualche chiodo di garofano che dà un buon profumo e aroma. Poi abbassiamo la fiamma al minimo, cominciamo a contare e a far cucinare la carne per almeno intanto 3 orette. Tra un'ora però andremo ad aggiungere il vino. Abbassiamo la fiamma e chiudiamo il coperchio. E mettiamo anche un po' di sale. Io sto usando un sale speziato con rosmarino, aglio e pepe in modo che sia più completo il gusto. È passata un'ora da quando ho iniziato a cuocere la carne. A questo punto vado ad aggiungere il vino rosso. Come vi avevo detto, utilizziamo il vino veronese, la Valpolicella. Allora, ne aggiungiamo circa mezza bottiglia, poi dipende dalla quantità di carne che avete logicamente messo nella padella. E dopo questa aggiunta andiamo a mettere anche la nostra noce moscata e anche le foglie di alloro. Aggiungiamo un altro pochino. Considerate che deve andare avanti a bollire almeno altre 2 ore, quindi abbondiamo pure di vino. Allora, un po' di noce moscata e delle foglie di alloro. Ok, le nostre aggiunte di ingredienti sono state fatte tutte e a questo punto rimettiamo il fuoco al minimo, lasciamo bollire piano piano. Nell'eventualità dovesse asciugarsi molto la carne, si va con l'aggiunta di un po' di brodo di carne oppure brodo vegetale, quello che vi viene più comodo avere. Ecco
qui la nostra pastissata de caval è pronta. Io l'ho accompagnata con della polenta gialla oppure la potete fare anche bianca. Vi consiglio anche di degustarlo con il vino Valpolicella di Verona che avete utilizzato per la cottura poi della carne. Vi ringrazio ancora di seguirmi e vi aspetto alla prossima video ricetta. Ciao!